Anche se stanno facendo l'intervista al Presidente? Aspetto almeno la fine dell'intervista. No, no, se volete io inizio. Va bene. Buongiorno a tutti, signor Ministro, autorità civili e gentili ospiti, benvenuti alla 26esima edizione di Job e Orienta. Per 3 giorni Verona e la sua fiera diventano punto di riferimento a livello nazionale per il mondo dell'orientamento, della scuola e della formazione. Un'opportunità, un'occasione unica nel panorama italiano per aiutare i ragazzi, i giovani a capire che cosa potrà essere del proprio futuro, a cercare di inquadrare, immaginare e costruire il proprio futuro, il proprio percorso professionale di studio e di lavoro, ma anche un importante spazio di approfondimento per temi legati al mondo della scuola e del lavoro, insieme a professionisti, insieme a professori, insieme a istituzioni, studenti e imprese. Dunque temi naturalmente di fondamentale importanza e rilevanza, e questo spiega anche la presenza oggi di personalità di spicco del mondo della scuola, delle istituzioni e delle imprese. E a questo punto direi quindi di cominciare. Chiamo qui sul palco con me il vicepresidente di Verona Fiere, Claudio Valente, per l'apertura dei lavori. Buongiorno a tutti. Porto i saluti del Presidente danese, del Consiglio di amministrazione, della direzione. Qui è presente anche il vice direttore, dottor Rossini, evidentemente al Ministro, a Giuliano Poletti, che quando può viene qui a Verona appunto per parlare di questi problemi importanti, agli assessori della Regione Veneto, l'amica Donazzan, e permettetemi anche a Cristina Grieco, che è assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Toscana, che è la regione coordinatrice della nona commissione della conferenza Stato-Regioni. Naturalmente ad Alberto Bozza in rappresentanza del socio di riferimento di Verona Fiere, che è il Comune di Verona, e a tutte le autorità, ma soprattutto anche a voi ragazzi, giovani, che siete il perno di questa manifestazione. Una manifestazione che si tiene da 26 anni proprio qui a Verona, che è diventata punto di riferimento nazionale per quanto riguarda i temi che la moderatrice ha già illustrato. Vedete, noi siamo una fiera importante a livello nazionale, soprattutto per alcuni aspetti dell'economia. Vi ricordo brevemente che siamo leader a livello nazionale per quanto riguarda il food, il vino, le costruzioni, il marmo, il tempo libero, ma abbiamo voluto con forza trattenere, insieme all'aiuto della Regione e dei vari ministeri e delle istituzioni, a partire dalle università, dalle aziende, questa manifestazione, perché crediamo che Verona sia matura per essere palcoscenico di un dibattito che è uno dei temi cruciali della vita del Paese, dell'Italia. In una situazione dove la disoccupazione giovanile è ancora a livelli altissimi, non approfondire e in parte risolvere questo aspetto significa non voler bene all'Italia, non voler bene al Veneto, non voler bene ai nostri paesi. Ecco che allora oggi qui non siamo solamente un pro forma per dibattere qualcosa di astratto, ma proprio in virtù anche della nuova legge sulla scuola, della nuova legge sul lavoro, che sono certamente da approfondire. Noi pensiamo con forza che questa è la palestra per creare uno dei capisaldi per uscire dalla crisi attuale. Perciò benvenuti, buon lavoro a tutti quanti, e l'anno prossimo ci rivedremo qui a Job Orienta 2017, spero in una situazione migliore, anzi ne siamo sicuri noi come Fiera di Verona. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie Vicepresidente, davvero un buon lavoro a tutti voi. E a questo punto chiamo qui sul palco l'assessore comunale Alberto Bozza che porta i saluti del Sindaco. Buongiorno a tutti, ovviamente un cordiale saluto a tutte le autorità presenti, civili, militari, il signor Ministro, il signor Prefetto, gli assessori presenti, Donazzan, i colleghi, nonché il Vicepresidente ovviamente della Fiera Valente. Apporto chiaramente i saluti e il benvenuto a nome del Sindaco di Verona, Flavio Tosi, di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la città, e un benvenuto a tutti e a tantissimi ragazzi che in questi 3 giorni sono di fatto i nostri protagonisti. Con il piacere oggi inauguriamo un appuntamento davvero importante, 26 anni di un Salone Nazionale che di fatto rende, dedicato ai giovani, che rende loro protagonisti nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, nel mondo della formazione. Un luogo di incontro di sicuro per loro, per una progettualità, per tutti i protagonisti e per tutti noi. Un'occasione non solo per gli studenti, che ovviamente devono essere in questi giorni, in queste occasioni, facilitati anche nella valorizzazione di quelle che sono le proprie competenze, per aiutarli in quella che è la ricerca delle opportunità professionali che hanno e di fronte alle quali cercano di interfacciarsi, ma anche per le aziende stesse, per le società e per le istituzioni, perché oggi in queste occasioni, in questi contesti abbiamo davvero l'opportunità di incontrare il nostro futuro. Il nostro futuro fatto e costituito da tanti giovani, da un lavoro di squadra importantissimo, in un momento particolarmente difficile, e quindi diventa un appuntamento che fa da tramite, da cerniera ai 2 mondi che necessitano sempre più di essere messi in contatto, il mondo dei giovani, il mondo della scuola e il mondo chiaramente delle imprese e del lavoro. E questa rassegna nazionale di fatto ha questa grande scommessa da diversi anni e con dei risultati davvero importanti. Si rinnova quindi oggi il dialogo tra la formazione e l'impresa. Per noi come Comune di Verona stiamo investendo anche in queste occasioni per un progetto denominato Giovani in Strada, e ringrazio il Provveditorato di Studi, ringrazio l'ACI, ringrazio la Polizia di Stato, ringrazio i Vigili del Fuoco, perché con questo progetto diamo anche un senso a quella che è una maggior consapevolezza delle regole della strada per i nostri giovani, che sono spesso e volentieri protagonisti anche purtroppo in negativo. Certo che anche questa edizione saprà di sicuro consolidare i risultati importanti raggiunti in questi 26 anni di gran lavoro, confermando i successi passati, e auguro a tutti davvero un gran lavoro ai nostri ragazzi. Spero che in questi giorni possano trovare risposte concrete. Spero che possano compiere delle scelte formative e professionali più consapevoli e spero anche efficaci. A noi tutti qui nel mondo delle istituzioni, al mondo della scuola, dell'università e dell'impresa, dico: ridiamo fiducia ai nostri ragazzi, perché investendo sempre di più per loro, con loro e credendo in loro soprattutto, possiamo dare davvero speranza alle nostre future generazioni, ma soprattutto al nostro Paese e anche al nostro territorio stesso. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro a tutti. Grazie anche a lei, Assessore Comunale Alberto Bozza, e ora abbiamo il saluto anche da parte della Regione Veneto con l'Assessore alle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, Elena Donazzan. Buongiorno a tutti, alle autorità civili, alle autorità militari che ci onorano della loro presenza anche con molti stand dedicati a far conoscere ai nostri ragazzi qual è l'importanza dei nostri servitori dello Stato, al signor Ministro che ci onora oggi della sua presenza, anche ai colleghi delle altre regioni. Questo è il dato più significativo di questo job. Siamo alla 26esima edizione, ma per me è l'edizione prima di una nuova stagione. Troverete qualcosa di significativo quest'anno.
principalmente il fatto che ben 9 regioni sono qui a mettere in mostra quanto di meglio sono riusciti a fare in un tempo un po' difficile per la gestione delle politiche e delle politiche regionali. 9 regioni che hanno deciso di muoversi con una sorta di gemellaggio, perché la bellezza della nostra Italia è che è assolutamente diversificata, ha 1000 peculiarità, ma è attraverso le cose migliori, quelle su cui possiamo condividere, che possiamo costruire il nostro futuro a partire dalla nostra identità. E allora troverete il Veneto con la Puglia sull'asse dell'Adriatico, troverete la grande regione del centro con la Toscana, le Marche e l'Umbria. Troverete che sulla cultura Regione Lombardia ha deciso di gemellarsi con la città di Matera. Troverete la Regione Liguria, troverete le province autonome di Trento e Bolzano, tutte a mettere in mostra, a far vedere, perché come ha detto il vicepresidente Valente, che ringrazio ancora una volta perché Fiera di Verona è diventata sempre di più il luogo dove facciamo il bilancio di ciò che è accaduto su questi temi importanti per la vita dell'economia, ma delle persone, delle nostre comunità, e lanciamo uno sguardo verso il futuro. Il vicepresidente Valente dice: noi qui ragioniamo con concretezza. Ecco, se è una critica che alle volte si fa ai veneti è che noi siamo molto bravi a fare, molto poco a comunicare. Allora abbiamo deciso invece di provarci a dire a tutte le regioni italiane: facciamo vedere quello che sappiamo fare, facciamolo vedere principalmente al governo. Devo dire che il ministro Poletti su questo è interlocutore attento e sensibile. D'altra parte, quante sono le cose che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 anni? La novità del sistema duale, il nuovo apprendistato, la riforma del lavoro, le province un po' scaricate sulle regioni, il disastro, permettetemi, dell'attuazione della buona scuola, e così ringrazio tutti gli uffici regionali, gli uffici scolastici regionali, per me la dottoressa Beltrame, che hanno fatto fronte prima linea ad una situazione che è stata oggettivamente un disastro. Ma le regioni erano lì, le regioni sono state lì con il loro sistema, con la loro concretezza, perché al di là della teoria c'è poi la necessità di camminare sulle gambe degli uomini. E c'è la necessità di far camminare le nostre regioni con gli stimoli, con le sfide, in una situazione anche, permettetemi, di gravissimi tagli, e lo dico a un interlocutore che può portare questo anche a livello centrale. Vabbè, forse vale per tutto il tema dei tagli, forse non vale per qualche regione, almeno a sentire il presidente De Luca, ma per noi i tagli ci sono stati. E allora io lancio una sfida anche al governo in questo senso. Riavvolgiamo il nastro e diciamo tutto quello che di novità oggi c'è stato e che poggia su sistemi che hanno le loro peculiarità, dove per noi il Veneto metterà nel suo stand in vetrina quanto abbiamo fatto della formazione professionale, quanto sia il legame tra il mondo della formazione, della scuola e del lavoro. Ma allora la sfida è: sareste stati in grado di fare tutto questo senza un sistema di regioni così ordinato e organizzato? La risposta è no. Allora io credo che si debba guardare a queste peculiarità, e la presenza oggi della mia collega, l'assessore Grieco, che qui interverrà, è la prima volta che facciamo intervenire anche un'altra regione, oltre alla regione ospitante, cioè il Veneto, perché io ritengo che sui sistemi regionali, soprattutto quando parliamo di formazione e lavoro, ci sia quella raccolta di sfide che lei, Ministro, ha portato al tavolo nazionale e delle comunità. Ma senza territorio, senza sussidiarietà, si fa fatica a ragionare di lavoro, di formazione e di scuola. Questo è il grande messaggio che quest'anno noi lanciamo da Job. Non c'è buon lavoro se non c'è vicinanza con il territorio, perché è solo così che sappiamo leggere bisogni e possiamo dare risposte concrete e non teoriche. Grazie Assessore, come dunque anticipava, oggi andiamo a dimostrare la rilevanza nazionale di questo appuntamento anche con la presenza di Cristina Grieco, Assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana e coordinatrice della 9ª commissione della Conferenza Stato-Regioni.
Buongiorno a tutti, è un onore per me essere qui in rappresentanza dei miei colleghi, molti di loro sono presenti in sala e lo ha già detto la collega Elena Donazzan che di nuovo ringrazio. Quest'anno abbiamo voluto dare un segnale forte, ci siamo messi in mostra per far vedere quello che facciamo quotidianamente e questo appuntamento è diventato davvero un riferimento importantissimo, è un'occasione importante per i ragazzi che sono davvero i veri protagonisti da 26 anni, è un'occasione importante però anche per noi decisori politici, per fare il punto della situazione, per fermarci un attimo, riflettere e a mente ferma poi programmare per il futuro. Quest'anno siamo in una situazione particolare di incertezza di quello che sarà il futuro dell'architettura delle competenze, ma nonostante questo continuiamo ad andare avanti. Tante sono state le novità, la legge sulla buona scuola, la riforma del mercato del lavoro, l'apprendistato, la sperimentazione sul duale e quindi devo dire in un confronto serrato anche con il livello centrale, non più tardi di ieri eravamo a Roma con il Ministro Poletti e oggi ci rivediamo qua. Noi stiamo davvero cercando di dare un valore aggiunto ai nostri sistemi, stiamo cercando cioè di superare quella fase, quella sequenzialità delle fasi studio-lavoro che finora è stata troppo presente nel nostro sistema. Quindi si può imparare lavorando, ma e quindi bene tutte le esperienze che stiamo facendo di integrazione fra formazione, scuola e mondo del lavoro, ma questo è un modello che poi servirà a questi ragazzi anche nella vita perché dovranno continuare ad imparare anche quando saranno inseriti definitivamente nel mondo del lavoro, che sta cambiando sempre più velocemente, quindi esiste un gap di professionalità richiesta e di competenze in essere anche all'interno delle imprese, quindi non solo in fase di reclutamento del personale, ma anche in fase di formazione continua. Quindi noi ci siamo, è molto bello anche questa idea di metterci insieme, perché magari ci andiamo a gemellare con paesi lontani, questo è molto bello, però credo che sia anche bello mettersi gomito a gomito a mostrare che anche con modelli diversi però facciamo davvero delle belle esperienze. Quindi per me è un onore essere qui con le mie colleghe di cui io sono solo i miei colleghi di cui io sono solo rappresentante, facendo i complimenti alla fiera, all'organizzazione, ringraziando per tutto l'impegno per mettere su questo evento così importante per tutti noi. Auguro davvero buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Assessore e speriamo davvero che possa essere una bella opportunità per i giovani perché riescano a darsi una risposta alla classica domanda che cosa farò da grande. E ora quindi un grande benvenuto al Ministro Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che chiamo qui sul palco per il suo intervento. Buongiorno a tutti. E un grazie a tutti quanti per il lavoro che avete fatto e state facendo, perché una iniziativa come questa non si improvvisa, sono tanti anni che questa iniziativa si ripete e c'è da dirci una cosa, che chi l'ha pensata e l'ha costruita nel tempo ha anticipato molto i tempi e questo però testimonia anche di un'altra cosa, che questo Paese ha accumulato dei terribili ritardi. Perché se oggi siamo qui a parlare dell'alternanza scuola-lavoro, dovremmo farcela questa domanda. Come diavolo è potuto accadere che mentre in tutta Europa questa modalità era largamente diffusa e aiutava i ragazzi di quei paesi ad essere in grado di entrare rapidamente in relazione intanto col loro futuro, farsi una migliore idea di cos'è che avrebbero voluto fare e anche trovarsi in maniera
più adeguata al rapporto col lavoro, con l'impresa e quindi anche con l'Europa. Perché noi abbiamo aspettato fino ad oggi? Perché questa non può essere una maledizione divina, eh? Questa non è una cosa che è scesa dal cielo, questa è frutto di una scelta o di una non scelta che in tutti questi anni è stata fatta. Beh, io ho la mia risposta e credo che sia giusto darvela, perché bisogna che ci ragioniamo su queste cose. Guardate che non capitano le cose per caso, le cose tutto hanno una ragione razionale e spiegabile. Sapete cosa abbiamo pensato e un po' di italiani pensano ancora oggi? Che il sapere, la cultura, la scuola, l'università debbono stare lontani dall'economia, dall'impresa, dal lavoro. Perché se la conoscenza entra in contatto con questi mondi, ne viene inquinata e piegata. E quindi c'è una sorta di bolla dentro la quale si chiude il mondo del sapere e della conoscenza e che coltiva se stesso. Io credo che questo sia un errore catastrofico che abbiamo coltivato col sorriso sulle labbra fino a ieri. Io credo che bisogna dircelo e dobbiamo anche dirci un'altra cosa, che è ora che cominciamo a discutere seriamente dell'idea che ha questo Paese dell'impresa. Noi non possiamo continuare a pensare che l'impresa è un male necessario, perché nell'impresa l'unico elemento certo è che serve a sfruttare il lavoro e se noi pensiamo all'impresa come unico punto di riferimento e di valutazione, il fatto che nell'impresa si sfrutta il lavoro, noi abbiamo un'idea cretina dell'impresa, perché l'impresa è una cosa molto diversa, molto più complessa, dove le persone ci stanno dentro, realizzano se stesse, dimostrano la loro capacità, la loro intelligenza, la loro fantasia, la voglia fare e la loro responsabilità. Ma se tu pensi che l'impresa è il luogo dello sfruttamento del lavoro, al massimo sei disposto a sopportarla perché ti fa lavorare. E tu farai crescere bene una cosa che sopporti, perché le cose crescono, ci vuole dell'entusiasmo, ci vuole la convinzione che è un pezzo del tuo futuro, non una palla al piede che se potessi taglieresti rapidamente. E quindi dobbiamo costruire una nuova cultura dell'impresa e dell'intraprendere, che vuol dire della responsabilità, che vuol dire della voglia e della volontà di fare. E queste cose bisogna che ce le diciamo, e se c'è qualcuno che non è d'accordo si deve alzare in piedi e dire non sono d'accordo, perché è ora di piantarla con la storia che le cose le produciamo di fatto. Io sono per dirci faccia a faccia, viso a viso, prenderci la responsabilità di dire come vogliamo che sia nel futuro questo Paese, perché altrimenti succede quello che succede. Quello che è successo, accumuliamo terrificanti ritardi che tutta la nostra comunità paga e sembra che sia frutto del caso. Non è frutto del caso, è responsabilità di tutti quelli che hanno la responsabilità di prendere una decisione. L'altra cosa sulla quale dobbiamo prendere una decisione è stabilire se questo Paese vuole assumere il merito come un criterio da utilizzare nelle proprie decisioni e nelle proprie valutazioni. Provate a pensarci, se siete in 4 davanti a un bar e state chiacchierando e passa una persona che conoscete, che magari ha avuto il merito di produrre un bello stabilimento industriale piuttosto che un bello studio professionale, dici guarda è passato Mario, vedi, gli sta andando bene. Sapete quali sono i commenti che riceverete? Avrà rubato, avrà pagato una tangente, avrà ereditato, avrà sfruttato i suoi lavoratori. Prima che qualcuno arrivi a dire sarà stato bravo, arrivano altre 7 cose, ma vi sembra normale? Nel nostro modo di pensare essere bravi non è previsto. Vi pare un modo di costruire un'idea della propria vita e del proprio futuro? Beh, io credo che bisogna cominciare a cambiare un po' di queste robe, bisogna cominciare a dirci che se uno è bravo se lo merita, se è bravo fa delle buone cose, se è bravo fa il bene di tutti, perché avere della gente che si prende delle responsabilità, che si prende dei rischi, che fa le cose fatte bene, aiuta se stesso, ma aiuta anche tutti gli altri. E quindi bisogna che proviamo a cambiare mentalità. Se non cambiamo mentalità e cultura, noi potremo cambiare le leggi, potremo fare quello che vogliamo, ma non c'è né un ministro, né un presidente del Consiglio, né nessun altro che sia in grado di cambiare l'andamento delle cose. Le cose cambiano se ogni italiano mette sulle proprie spalle un pezzetto della responsabilità di questo cambiamento, altrimenti le cose non accadono. Allora le leggi sono dei simulacri vuoti che servono a essere infilati nei cassetti per dire io l'avevo fatto, ma a me sinceramente del dire l'avevo fatto non è che me ne freghi proprio tanto, anzi a dire la verità
molto poco. Detto questo, io credo che oggi noi siamo in un'occasione molto bella, possiamo confrontare e verificare quello che in corso di questo tempo si è fatto, hanno fatto le istituzioni scolastiche, hanno fatto le regioni, hanno fatto le organizzazioni, hanno fatto le imprese, e io credo che questo sia un buon modo, confrontare le esperienze, verificarle. E allora dentro questo meccanismo noi apprezziamo l'idea che ogni cosa che fai può essere migliorata. E mio padre aveva, visto che io vengo da una famiglia di contadini, eravamo in 16 in famiglia, quindi mio padre era il capofamiglia e ci guidava, e credo che ci abbia consegnato alla sua famiglia, come posso dire, 4 o 5 principi fondamentali, e sono stati sufficienti a far modo che ognuno di noi sapesse bene cos'è che poteva o non poteva fare. E da questo punto di vista la regola è questa: le cose vanno studiate, vanno pensate, poi bisogna farle, perché l'unica maniera, diceva mio padre, per sapere se una cosa funziona o no è farla. Quindi bisogna farle le cose, ma bisogna farle con la convinzione e la consapevolezza che quando le cose le fai devi anche essere pronto a seguirle, ad analizzarle, a valutarle, a correggerle, a cambiarle se sono fatte male, e se sono fatte bene hai l'obiettivo ogni giorno di migliorarle, perché per quanto tu le abbia fatte bene la possibilità di fare meglio esiste sempre. Quindi scegliamo di fare le cose, cerchiamo di farle bene, se hanno dei difetti li cambiamo, e accettiamo l'idea che può anche capitare di sbagliare. La politica e le istituzioni non hanno molto l'attitudine ad ammettere di avere sbagliato. Di norma abbiamo molto spesso speso tanto tempo a spiegare agli altri che non avevano capito. Noi avevamo fatto bene di sicuro, erano gli altri che non capivano. Guardate che non è vero, molte volte siamo noi che sbagliamo, gli altri hanno capito benissimo. E quindi è molto più efficace fare l'operazione opposta. Se mi sono sbagliato, adesso cambio. E questo è nella natura umana. Uomini e donne, noi nella nostra vita commettiamo degli errori. Ci sarà qualcuno infallibile qui dentro, io non sono fra questi. E stabilito che possiamo sbagliare, dobbiamo avere l'onestà intellettuale e la forza normale di produrre le correzioni che ci servono per risolvere questi problemi. Oggi abbiamo una sfida nuova, e poi mi fermo qua, che è questo tema dell'alternanza scuola-lavoro. Io credo che questo sia una sfida talmente importante, talmente profonda, che ha una speranza di successo solo se tutti si impegneranno profondamente nella sua realizzazione. Il rischio di non ottenere i risultati che auspichiamo c'è, perché noi dobbiamo sapere che ogni anno sono 500.000 i giovani studenti italiani che entrano in questo sistema. Siamo partiti un anno fa, 500.000, perché terze, quarte e quinte. In 3 anni avremo 1,5 milioni di giovani che debbono fare l'esperienza dell'alternanza. Avete presente quante sono 1,5 milioni di giovani? Se li mettete in fila e gli date 1 metro a testa, fate l'Italia da un capo all'altro e finite a mollo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo avere idea di qual è la dimensione di questo fenomeno. E quindi non lo possiamo trattare come se fosse una passeggiata al parco. È una roba complicatissima, faticosa, difficile, che chiede una fatica al governo e chiede una fatica agli studenti, alle loro famiglie, alle scuole, ai docenti, agli imprenditori, alle camere di commercio, ai comuni, alle regioni e a tutti quelli che stanno lì. O sta cosa la facciamo insieme così, consapevoli di fare la cosa utile al nostro paese e al suo futuro, oppure questa cosa non funzionerà o non funzionerà adeguatamente. Questa è la sfida, e non ci sarà uno che perde, non ci sarà alla fine, hai visto Poletti, il solito pistola, si era inventata sta roba e invece non funziona. Non è che andrà così. Avremo penalizzato terrificantemente i nostri giovani, e questa responsabilità noi potremo far finta di non prendercela, ma sarà la nostra, così come è la nostra quella di aver aspettato 30 anni a farlo. E quindi oggi abbiamo bisogno di correre e di pedalare se vogliamo arrivare ad affrontare e risolvere questo tema nel modo giusto. Quindi oggi qui abbiamo una bellissima occasione. Possiamo vedere quello che è stato fatto, quello che si può fare, possiamo raccogliere idee e possiamo sviluppare quello che è stato rappresentato qui come l'esigenza fondamentale, la capacità di lavorare insieme. Io credo che questo sia la chiave essenziale del nostro modo di fare. Quindi le istituzioni debbono
collaborare lealmente, ognuno ha il proprio pezzo di compito da fare, nessuno può ottenere i risultati da solo, non lo può fare il Ministero, non lo possono fare le regioni, non lo può fare nessun altro. Io credo che su questo possiamo aggiungere una parola e un ringraziamento. Le cose che stiamo facendo, i grandi cambiamenti che abbiamo prodotto in questi pochi mesi, perché è da pochi mesi che lavoriamo su queste cose, noi dobbiamo ringraziare tutti quelli che tutti i giorni fanno in modo che queste cose accadano. Noi abbiamo lanciato il programma Garanzia Giovani, 1.200.000 ragazzi si sono registrati a questo programma, è una cosa enorme, ma in questo paese riusciamo a discutere di briciole e non vediamo gli elefanti, però pazienza, un po' alla volta miglioreremo. È un grande programma, ma questo programma ha potuto svilupparsi perché dei centri per l'impiego che sono stati massacrati nell'arco degli ultimi 20 anni, perché i nostri centri per l'impiego erano i servizi per il collocamento, gli abbiamo cambiato l'etichetta, li abbiamo definiti centri per l'impiego, erano in 20.000, sono rimasti in 9.000 e si sono bevuti 1.200.000 giovani che si sono registrati al programma Garanzia Giovani. Nessuno avrebbe mai sognato che potesse accadere. È successo perché c'è della gente che va lì la mattina alle 8, si fa un mazzo tanto e fa il lavoro che deve fare e io glielo voglio riconoscere perché se loro non avessero fatto quel lavoro, noi oggi i risultati che possiamo rappresentare non li avremmo. Questo è il tema, ma guardate che vale per la scuola e vale per l'alternanza, vale per i docenti come per i dirigenti. Noi giustamente critichiamo i timbratori di cartellini, bisogna prendere calci in culo, bisogna spedirli fuori dalla porta, perché quelli lì rovinano la reputazione di tutti quelli che si fanno un mazzo fuori di misura e allora bisognerebbe piantarla di mescolare uno con l'altro e trattare tutti nella stessa maniera. Il mondo è fatto da gente che timbra per gli altri, che va presa a calci, e gente che sta lì e si fa il mazzo e che va applaudita. Se non impariamo a distinguere fra una cosa e l'altra, noi facciamo un sacco di guai. Quindi io credo che su questa base questa esperienza ci possa veramente aiutare ad immaginare un futuro che fra un anno potremo venire qui insieme a verificare per i passi avanti che sicuramente avremo fatto. Grazie a tutti e auguri. Grazie signor Ministro, e dunque cercheremo anche con questa manifestazione di raccogliere tutte queste sfide. E a questo punto è il momento di dare il via ufficialmente a questa fiera, Giobbe Orienta, con il primo degli appuntamenti, un appuntamento dedicato proprio a loro, ai giovani che intervisteranno i ministri Stefania Giannini e Giuliano Poletti in una tavola rotonda dedicata proprio a questi temi, al tema della scuola e del lavoro. Grazie per l'attenzione, buona giornata e buona fiera a tutti.
Vi prego di accomodarvi, i ministri Poletti e Giannini sono arrivati, se cortesemente anche i colleghi della stampa possono lasciare spazio, così può iniziare il primo evento della 26esima edizione di Job. Buongiorno a tutti, io sono Elisa Giombetti, ho 18 anni e frequento l'Istituto Tecnico Vincenzo Arancio Ruiz. Benvenuti a tutti, io sono Andrea Catalano, ho 16 anni, vengo da Gela e frequento l'Istituto Tecnico Morselli. Ciao a tutti, sono Rosa Laura, provengo da Viggiano e frequento il geometra di Moliterno all'Istituto Ferdinando Petruccelli della Gattina. Abbiamo seguito un percorso di alternanza scuola-lavoro presso ENI e direi che è proprio per questo che siamo qui oggi. Che ci facciamo noi qui sul palco anziché un attore o un vero conduttore televisivo? Lo so che ve lo state chiedendo, ma anche noi in effetti. Vabbè, noi siamo i protagonisti veri di un'avventura vera e dato che stiamo parlando di una riforma vera, direi che siamo le persone giuste al posto giusto, no? O almeno speriamo.
Per farvi capire meglio qual è il nostro ruolo qui, vediamo questo contributo video con l'aiuto di Giuseppe. Buongiorno. E Martina. Salve. Che cosa c'entra il metateatro e Pirandello con Job Orienta, Eni e l'incontro di oggi? Pirandello c'entra perché quello che stiamo facendo oggi su questo palco si potrebbe chiamare meta alternanza scuola-lavoro. Vi spiego, noi ragazzi veniamo da Gela, Figiano, Venezia e Roma. Le nostre scuole hanno attivato un percorso di alternanza apprendistato con Eni. L'evento a cui state per assistere e il tempo che abbiamo impiegato per prepararlo, anch'esso è un progetto d'alternanza. In sostanza abbiamo fatto alternanza per fare alternanza e parlare di alternanza. Tutto chiaro, no? Tutto chiaro? No? Speriamo di sì, perché questi sono temi che possono essere davvero importanti per noi ed il nostro futuro, ed è bene rifletterci con attenzione. Ora però è il momento di presentare i colleghi che insieme a noi animeranno questo appuntamento. Abbiamo due angoli con cui interagire, il social corner e il film corner. Ah, guardate, scusate l'inglese, ma senza questo ai giorni d'oggi del lavoro si fa veramente poco, Però ve lo posso sempre dire in esperanto, no? Bene. Qui all'angolo dei social corner troviamo Salvatore, Buongiorno. Martina, Salve. Armando Eccomi. e Roberta. Buongiorno a tutti. Eccoli qui. Il loro compito è quello di costruire un dossier di questo evento su una piattaforma dedicata che sfrutta i canali social. Ma ragazzi, ce lo spiegate meglio voi? Grazie. Noi stiamo raccogliendo commenti, tweet e immagini per raccontare tutto quello che sta succedendo oggi attraverso una piattaforma che si chiama Storyfy. Loro sono Giuseppe Ciao. e Flavio. Ciao a tutti. E si occuperanno di catturare su Instagram i momenti più significativi. Ma qui c'è un altro angolo strano. L'abbiamo chiamato fringe, come frangia. E voi ragazzi di frangia ve ne intendete. Guarda questo. Significa periferia, una posizione fuori dal coro. Ed è infatti l'angolo ufficioso, quello in cui ciò che accade sembra accada quasi a casaccio. Invece semplicemente saranno la voce di noi ragazzi. E sono certa che i nostri ospiti ne saranno contenti. Il nostro Fringe Corner è composto da Luca, Buongiorno a tutti. Marco Ciao a tutti. e Maria Rosa. Maria Rose. Scusa, Mary Rose. Maria Rose. Vabbè, Ruside sembra apposta, va. Va bene. Ciao ragazzi, cosa avete in serbo per noi oggi? Un sacco di domande. Ma guarda che tipo. Va bene, tranquilli. Ora però dobbiamo entrare nel vivo di questo incontro ed iniziare a introdurre i temi che tratteremo oggi. Ma prima, musica! Grazie amici, grazie. Allora, di solito si fa alla fine, ma io vorrei farlo adesso, vorrei presentare i nostri musicisti. Allora, abbiamo Flavio, Salvatore, Maria Rose, Andrea E ovviamente Rosa Laura. Grazie, grazie. Dai, ci rivediamo presto. Adesso però torniamo a noi. Abbiamo letto dappertutto che qui a Job Orienta si parla di alternanza scuola-lavoro. Che cos'è? Vediamolo con questo RVM. Sei un giovane studente? Hai tra i 15 e i 25 anni di età? Sei pieno di sogni e di belle speranze? Rassegnati. Sono un giovane studente. Ho tra i 15 e i 25 anni e sono pieno di sogni e di belle speranze. Oggi posso accedere a un nuovo contratto di lavoro a contenuto formativo. In pratica, grazie a delle convenzioni tra le imprese e la scuola, posso entrare in azienda per un periodo di massimo 3 anni e imparare a lavorare. Insomma, faccio la gavetta. Mio nonno direbbe, bene, vai a bottega. Buon per le botteghe che hanno dei vantaggi fiscali e buon per me, che guadagno qualcosa, imparo sul campo facendo e magari avrò una marcia in più per trovare lavoro.
Molto bello. E ora, rullo di tamburi. È il momento di parlarne con i nostri ospiti d'onore. Sì, effettivamente siamo un po' emozionati. Ecco, nella parte della scuola abbiamo qui con noi il Ministro dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, Stefania Giannini. Bene, bene. Buonasera a tutti. Prego. Buongiorno. E con lei per la parte del lavoro abbiamo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle politiche giovanili, Giuliano Poletti. Noto che avete tutti il ciuffo, eh? Avete tutti il ciuffo. Fringe. Grazie per averci raggiunti qui sul palco e per dedicare il vostro tempo a noi ragazzi. Benvenuti. Grazie a voi. Entriamo subito in media res, come dicono quelli bravi. Ministro Giannini, Sì. a che cosa serve concretamente fare un'esperienza in azienda? Cioè ci si forma meglio, si capisce che cosa si vuole fare da grandi? Si capisce chi si è anche, cioè aiuta a capire qual è la nostra vocazione, qual è il nostro talento e quindi quale sarà il nostro posto nel mondo. Io penso che sia un'esperienza veramente straordinaria, questo che stiamo facendo nell'alternanza scuola-lavoro, nell'apprendistato e nel contratto di formazione che rompe quella barriera dei nostri nonni, l'avete detto voi, no? Ti ricordi cosa dicevano? Beh, i tuoi nonni forse, i miei sicuramente, a chi non era molto bravo a scuola, guarda che vai a lavorare. E invece si può andare in azienda molto prima imparando un sapere pratico applicato insieme alla teoria che si impara a scuola. Quindi secondo me è un'esperienza straordinaria e produrrà un cambiamento nella vostra generazione che è un cambiamento, ragazzi, culturale, è un cambiamento anche che riguarda il modo in cui saprete stare nel gruppo, avrete la dimostrazione di quale posto potete avere su un palcoscenico come questo. Fai il presentatore o fai il musicista, fai il social corner, sì, quello è il posto, ma insomma, o fai il fringe. E questo secondo me è un'esperienza quindi straordinaria che dovete cercare di vivere con la massima apertura e il massimo entusiasmo. Grazie Ministro. Ma c'è un altro tema al centro della giornata di oggi. Si tratta dell'apprendistato. Anche in questo caso vorrei delegare ad un'infografica la spiegazione. Non vorrei mai sbagliare che poi mi bocciano. Vediamo l'RVM. Io odio la scuola. A me piace studiare. L'unico modo per imparare è fare. I libri sono la migliore esperienza. Basta, voglio andare a lavorare. Intanto mi laureo, poi si vedrà. Da bambina non avevo dubbi, volevo fare la ballerina. Poi al corso di danza mi sono annoiata così tanto che sono scappata a metà. Alle medie mi piacevano le scienze, forse perché ero innamorata del professore. Ora faccio il liceo scientifico e mi sono appassionata alla letteratura. Ma come faccio a capire cosa voglio davvero fare da grande? Cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Prova a dirlo io. È un percorso formativo che, vabbè, è facile, alterna scuola e lavoro. In pratica ogni anno devi fare un tot di ore di formazione in aula e o all'interno di aziende. Se fai l'istituto tecnico o professionale, le ore sono 400. Se fai il liceo, sono 200 negli ultimi 3 anni. È un'esperienza che ti aiuta a capire davvero che cosa ti piace o cosa sai fare. Conoscere per scegliere consapevolmente. Parole chiave. Collaborare. Scoprire. Scegliere. Orientarsi. Bravi. Ministro Poletti, in Italia possiamo dire che il modello di apprendistato sta funzionando? Il modello di apprendistato sta migliorando nel suo funzionamento perché l'abbiamo reso più semplice, più economico e anche più finalizzato.
dobbiamo sempre farci questa domanda, ascoltare queste cose e farci la domanda conseguente: come diavolo abbiamo fatto ad arrivare al 2016 senza fare l'alternanza scuola e lavoro? Perché questa cosa non è che è caduta dal cielo, questa è una roba che abbiamo deciso noi o abbiamo non deciso noi. Quindi qui c'è un tema essenziale che è quello che ci fa chiedere in quale relazione sta il sapere, la conoscenza con il fare. Io credo che questo sia il punto vero. L'apprendistato è questa sintesi. L'apprendistato in Italia ha questa funzione insieme all'alternanza scuola-lavoro e alle altre cose che stiamo facendo. Quindi lo abbiamo molto migliorato, ma noi applichiamo una regola semplice. Mio padre diceva una cosa, io vengo da una famiglia di contadini, eravamo in 16, lui era il capofamiglia e ci diceva come camminare lungo le strade complicate della vita e diceva una cosa molto chiara: se vuoi sapere se una cosa funziona bisogna farla, e se la fai poi la puoi correggere e se l'hai fatta bene la puoi migliorare. L'apprendistato è esattamente la stessa cosa, bisogna farlo, bisogna controllare come va, bisogna cambiarlo dove non va e bisogna sapere che ogni giorno lo puoi migliorare. Io lavoro così, noi lavoriamo così e credo che sia il metodo giusto di lavoro. Grazie Ministro. Invece a quali modelli si ispirano i progetti di alternanza scuola-lavoro e apprendistato attivati in Italia? Ministri, a voi la parola. Scuola-lavoro al modello italiano, perché ha ragione il Ministro Poletti, è incredibile come si sia arrivati in questo secolo senza fare quello che altri paesi, penso alla Germania ma non solo, fanno da 30 anni. E non è un caso che quei paesi hanno disoccupazione giovanile, ragazzi, e quindi che i vostri coetanei in quei paesi trovino un lavoro molto più basso e trovino un lavoro molto più facilmente e il mercato del lavoro sia collegato a quello della formazione naturalmente, senza forzature. Quindi io credo che il nostro modello è un modello che prende ispirazione dall'importanza, dalla necessità di rompere questo tabù che nel nostro paese ha retto a lungo, fino a che non abbiamo avuto, lo posso dire, il coraggio di infrangerlo, perché quando si fa un cambiamento culturale forte, diciamolo, qui ci sono tanti insegnanti, dirigenti, vogliamo essere onesti, anche la scuola un po' resiste perché c'è un cambiamento organizzativo fortissimo, c'è un rimettere in discussione anche il ruolo del nostro modello didattico, però è la scuola oggi che capisce quanto sia importante fare questo e io credo che ci sia un entusiasmo diffuso nell'affrontare questa esperienza. Sai quanti sono stati i ragazzi quest'anno? 15-16, primo anno di alternanza attuata? 670.000 in tutta Italia, saranno 1,5 milioni nel prossimo biennio, quindi vuol dire, Giuliano, che tra 5 anni abbiamo una generazione di ragazzi italiani che ha fatto un gigantesco passo in avanti. Però noi abbiamo pensato, per l'alternanza, che valeva la pena di sfruttare il nostro codice genetico, quello italiano, e non di guardare a quel che fa la Germania, che fa benissimo, ma lo fa guardando al suo modello di impresa, al suo modello di scuola. E qual è il nostro codice genetico? È quello delle botteghe rinascimentali, dove dentro lo stesso percorso si fa teoria e si faceva teoria e si faceva pratica, si metteva in pratica quello che si imparava. Allora il nostro è un modello che nella scuola mette allo stesso livello quelle 400 ore per gli istituti professionali e tecnici e quelle 200 ore per i licei nella valutazione del vostro lavoro alla fine dell'anno, che lo recupererà questo lavoro che avete fatto nell'esame di maturità, e quindi è veramente ripensare la didattica dei licei, degli istituti e quindi di tutta la scuola superiore italiana. È un cambiamento culturale gigantesco. Io sono molto orgogliosa, lasciatemi dire, del fatto che abbiamo preso lo spunto perché eravamo in ritardo di 30 anni, ma l'abbiamo calato nella nostra realtà. C'è un mondo imprenditoriale che sta rispondendo molto molto bene, perché anche qui una cosa è il mondo imprenditoriale del nostro paese, una cosa è quello di altri paesi, e quindi io credo che lo schema italiano sarà quello vincente, perché abbiamo recuperato una tradizione straordinaria che mette sapere e saper fare sullo stesso livello. Ora sta a voi naturalmente svilupparla al meglio. Ok, grazie mille. Lei invece cosa pensa? Io incontro spesso persone che si occupano di selezione, ricerca di personale, eccetera. Ormai tutti mi danno la stessa risposta. Quando cerco una persona per la mia azienda, prima cerco di capire chi è e poi provo di capire cosa sa, perché è importantissimo cosa una persona sa, ma è altrettanto importante capire, sapere
come si relaziona con la sua vita, con i suoi amici, in una comunità, quant'è il suo spirito, tra virgolette, di generosità e di apertura, la sua capacità di assumere una responsabilità, di sciogliere un nodo, di fare una scelta. E oggi questo è quello su cui dobbiamo lavorare. Allora io convengo e condivido con il Ministro Giannini sul fatto che noi abbiamo bisogno di usare contemporaneamente le esperienze che hanno già fatto gli altri paesi, perché adesso lasciate a parte questa parte per la scuola, se no domani mattina fanno subito una polemica, ma copiare o riferirsi a quelli che hanno già fatto esperienza credo che sia una cosa intelligente. E quindi se ci sono paesi che hanno fatto cose belle e interessanti, bisogna andare lì a guardare, cose che noi abbiamo fatto. Ma poi bisogna anche misurarsi con la tua realtà, e la realtà italiana è la realtà italiana, che ha la storia, la natura delle imprese, la dimensione, la diversità che ha il nostro paese, che è una ricchezza. Allora non bisogna, tra virgolette, copiare stupidamente, bisogna utilizzare le esperienze fatte per migliorare la propria. Quindi noi abbiamo scelto appunto una strada di questo tipo. Guardate che è più difficile, perché ha bisogno di uno sforzo organizzativo clamorosamente più forte, perché fare alternanza in un grande gruppo è già complesso, ma ha una struttura organizzativa che la regge. Ma quando parli di 1 milione, 2 milioni di imprese artigiane, sono cavoli complicati, perché altrimenti o scegli di non andarci, e allora fai fuori mezzo sistema produttivo e perdi una grande opportunità, o se scegli di avere dentro anche quello, devi costruire un modello che ha una flessibilità, ci vogliono le mani della domenica, bisogna fare delle cose particolarmente raffinate per essere capaci di stare lì, ma è lì che c'è la nostra ricchezza. Allora bisogna essere capaci di costruire questo meccanismo, questa modalità, ma farlo dentro la realtà italiana. Io credo che abbiamo fatto già un buon lavoro, ma l'esperienza ci aiuterà a capire quali sono i problemi che non abbiamo ancora capito, che non abbiamo ancora visto, e noi dobbiamo avere la grande disponibilità a considerare che quello che abbiamo fatto è assolutamente perfettibile e quindi dobbiamo essere pronti e disponibili a migliorarlo ogni giorno tutti insieme. Grazie Ministri. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti e abbiamo rotto il ghiaccio, ma torniamo ora ai Ministri. Vediamo cosa rimarrà nella rete di quello che ci avete detto, naturalmente intesa come web. Prego ragazzi. Bene, colleghi dell'angolo social, ci siete? Ci leggete i vostri tweet, ragazzi? Vediamo qual è la vostra capacità di sintesi. Allora non inizio. Arma, è a momento di carisciogno, pur tu sei putia. Sarebbe... Che ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo. Vabbè, come avete capito bene, è l'angolo dei pazzi, cioè non c'è nulla da fare. Allora, il primo tweet del giorno è: punto fondamentale della nuova didattica è l'incontro con il mondo del lavoro. #Eni, #JobOrienta. Buongiorno Ministri. Buongiorno. Allora, ho deciso di scrivere #JobOrienta, #alternanza scuola-lavoro, progetti che guardano al futuro della nostra Italia. Salve, io ho scritto Ancora. forma i giovani studenti per entrare nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda Instagram, io caricherò una foto dei conduttori con descrizione i nostri conduttori all'opera. Grazie. Sempre per Instagram abbiamo fatto una foto alla nostra band con scritto la nostra band improvvisata. Realmente così. Possiamo intervenire? Certo ragazzi, mi raccomando. Con le frange. Prego. Ma, parto io allora. Buongiorno. Volevo chiedere... Scusate. Quindi, in perfetta aderenza al progetto di alternanza scuola-lavoro, volevo chiedere alternativamente ovviamente al rappresentante della scuola e poi del lavoro, quali sono secondo voi i reciproci vantaggi offerti da questi due strumenti, cioè apprendistato e alternanza, per scuole e aziende? Grazie. Cominci lei. Sì. Parto io? Sì. Ma per la scuola l'abbiamo detto, mi pare. Cambia il modello, cambia la possibilità
di sconfiggere il nemico più pericoloso. Per me è la disoccupazione giovanile, non avere la possibilità per tutti voi di trovare un ruolo dignitoso nella vita e realizzarsi. Per le aziende, dal mio punto di vista, credo che sia un'opportunità straordinaria perché vi incontrano molto prima e prima ci si incontra, prima ci si conosce, prima c'è la possibilità di dire quello che diceva Giuliano, cioè capire non solo quanto si sa, ma soprattutto chi si è. E quindi questo secondo me è un valore straordinario, è un giacimento che noi mettiamo tutti insieme a disposizione di un paese che vuole crescere e che vuole rompere tanti tabù che nel passato l'hanno frenato. Quindi penso che sia, come si dice in inglese, un win-win project. Win-win-win. Grazie. Beh, io penso che da una parte la scuola ha una grande opportunità, che è quella di aprirsi ad una relazione che rende molto più intensa la propria vita, più complicata naturalmente, più assoggettata al giudizio. Ma guardate che essere assoggettati a un giudizio è una gran bella cosa, perché pensare di star lì chiusi a casa propria e dirci tra noi come gira il mondo non dà una gran soddisfazione. A me dà molta più soddisfazione poter avere intorno una grande comunità che mi riconosce un ruolo e magari mentre me lo riconosce mi critica per i limiti, per gli errori, mi suggerisce cosa fare e come farlo. E questa grande apertura io credo che sia un elemento che aiuterà il nostro sistema formativo, il nostro sistema scolastico a misurarsi con se stesso, a mettere in valore le cose buone, ottime che fa, migliorare quelle che può migliorare, comunque essere in discussione, sentirsi parte di un grande contesto che dà molto valore a questo elemento. Dall'altra parte alle imprese. Beh, le imprese lo sanno benissimo che il punto essenziale per il loro futuro sono le qualità delle persone che saranno dentro quelle imprese a lavorare, perché le macchine sono tutte uguali e le possono comprare tutti. Quindi, siccome siamo in tre e abbiamo tutti e tre la stessa macchina, la differenza non la fa la macchina, che è uguale, ma la fa la testa di quello che la macchina la pensa e la guida. Quindi bisogna averci la testa migliore, non la macchina migliore. La macchina migliore la possono comprare tutti, la testa migliore ce n'è una, quindi bisogna che t'arrangi a fare in modo di avercela la testa migliore. Quindi il sistema imprenditoriale deve sapere che qui fa un grande investimento sul suo futuro. E io dico una cosa molto chiara a tutti gli imprenditori: non conosco un'impresa di successo che ha avuto successo speculando su 50 centesimi del costo del lavoro dei suoi dipendenti. Tagliare 50 centesimi allo stipendio, non pagare le ferie o la malattia è una cavolata fuori di misura. Bisogna avere della gente motivata che sta bene nel lavoro che fa, ha soddisfazione e dà prospettiva. Quindi bisogna investire sulle persone che saranno il differenziale competitivo dell'impresa di oggi e di domani. Se uno lo capisce è un buon imprenditore, se non lo capisce è uno che va nel fosso presto. Bene, grazie. Grazie. Adesso però ci piacerebbe ascoltare anche un punto di vista di un dirigente scolastico che si è visto arrivare addosso questa riforma senza aver potuto dire nulla. Portiamo il microfono ad Alberto Grillai, dirigente Centro di Formazione Istituto San Marco di Mestre, e a Serafina Ciotta, dirigente scolastico ITST Morselli di Gela. Grazie, benvenuti. Grazie. Tutto bene? Buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Agitati? Un pochino. Anche noi, tranquilli. Allora, qual è la vostra opinione da interni su alternanza e apprendistato? Ma innanzitutto io porto l'esperienza della formazione professionale qua in Veneto e devo dire che fortunatamente portare i ragazzi in azienda è sempre stato un elemento cardine della nostra esperienza formativa, quindi siamo contentissimi che diventi un sistema scolastico italiano. Devo dire che in questo momento noi stiamo focalizzando la nostra attenzione su un altro elemento. Prima il ministro Poletti mi rubava la battuta perché la nostra sfida grande è quella di coinvolgere le aziende piccole per creare insieme un nuovo sistema di formazione. Noi stiamo sperimentando fortunatamente l'apprendistato di primo livello e l'apprendistato di primo livello fa nascere una cosa strana, che è la scuola e l'azienda che accompagnano i ragazzi a titolo di studio, con lo stesso peso specifico, mi permetto di dire. Quindi vuol dire pensare al percorso formativo, al sistema di valutazione. È chiaro che per noi lavorare con ENI in questa sperimentazione è stata un'enorme fortuna, anche un ringraziamento, perché vuol dire lavorare con un'azienda, lo dicevate già voi prima, grande e motivata.
invitare Eni agli scrutini è una cosa semplice, è un atto dovuto perché dobbiamo fare questa cosa e noi lo stiamo facendo. Altra sfida sarà invece invitare tutte le aziende artigiane che devono essere aiutate a capire il valore di questo percorso e devono essere sensibilizzate e noi dobbiamo metterci in discussione. Chiudo dicendo che l'esperienza con Eni dimostra che si può fare, perché la cosa funziona. E dimostra soprattutto che è una responsabilità nostra nel realizzarla perché è un'occasione troppo importante per i nostri ragazzi e quindi dobbiamo tutti, scuola, impresa, sistema politico, rimboccarci le maniche per realizzarlo veramente. Grazie. Io penso che sia l'alternanza sia l'apprendistato siano dei momenti formativi importanti per i nostri studenti. Nel mio caso io dirigo un istituto tecnico in cui sicuramente il momento operativo fa parte della natura del nostro istituto, della tipologia, della didattica che mettiamo in atto, però è chiaro che il momento laboratoriale è un momento preparatorio rispetto a quello che sarà, a quello che è stato l'ingresso in azienda, in cui gli studenti hanno potuto verificare l'efficacia, l'adeguatezza delle competenze che avevano maturato a scuola. Quindi quella che abbiamo potuto verificare è questa necessaria interazione tra la scuola e l'azienda e mi permetto di dire anche di contaminazione, perché noi per esempio quest'anno abbiamo in alcune parti rimodulato la nostra programmazione didattica tenendo conto di ciò che i ragazzi sarebbero andati a fare in azienda e quindi questo che cosa significa? Che abbiamo realizzato quello che da anni veniva chiesto alla scuola, cioè questa apertura della scuola al territorio e questo entrare del territorio nella scuola. Nello specifico con Eni io ho potuto verificare che Eni ci ha restituito degli studenti più motivati, più maturi e consapevoli, quindi ritengo che la strada intrapresa è quella giusta. Grazie. Grazie Alberto Grillai e Serafina Ciotta, ma dopo tutta questa concretezza vorrei di nuovo dare voce a chi per noi rappresenta il virtuale, il nostro guarnitissimo Social Corner. Allora ragazzi è il mio turno. E partendo dall'Unità d'Italia nel 1861... Armando, cerca di contenere. Armando, scendi per una lettutena. Vuol dire che ti conviene stenderti finché c'è letto, che poi non si sa mai. Vabbè, il ricovero è immediato, cioè totalmente. Allora, secondo hashtag del giorno. Hashtag alternanza per fare alternanza per parlare di alternanza. Hashtag Eni, hashtag Job Orienta. Io ho scritto hashtag alternanza scuola lavoro, un progetto destinato a decollare. Job Orienta, Only for Brain. Per Instagram abbiamo fatto una foto al nostro Fringe Corner con scritto i molesti. Ministri, in conclusione sarò breve, ho deciso di scrivere hashtag alternanza scuola lavoro, un cocktail vincente. Ci siamo. Va bene. Grazie ancora, vedremo alla fine il frutto del vostro lavoro, per ora vi lasciamo ancora fare. Piuttosto. Ministro Poletti, può spiegare a noi e a queste persone come si selezionano le aziende che partecipano al progetto di apprendistato? E aggiungo io, mi scusi, come si può spiegare a un ragazzo quali sono le caratteristiche dell'apprendistato rispetto all'alternanza? Allora, per quello che riguarda la selezione delle imprese, noi abbiamo fatto un'azione di collaborazione con le Camere di Commercio e con le organizzazioni che rappresentano le imprese. Noi cerchiamo imprese disponibili a partecipare a questi progetti e cerchiamo di costruire insieme la strada che progetta e programma questa attività. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro sui centri per la formazione, abbiamo fatto un lavoro sulle scuole, abbiamo fatto un lavoro sulle Camere di Commercio che sono la sede dove le associazioni di impresa si incontrano e le imprese sono registrate e organizzate per svolgere questo lavoro. Questo conferma la cosa di cui cercavo di parlare prima. Questi progetti hanno una possibilità di risultato positivo solo se tutti
intervengono su questo versante, se tutti fanno la parte che loro compete, le regioni hanno dei programmi su questo versante, noi abbiamo una legge che interviene su questo versante, abbiamo bisogno che partecipino le scuole, che partecipino le imprese. Se non riusciamo a connettere tutti questi pezzi, se in un punto questo sistema si inceppa, la macchina non funziona. Quindi noi sappiamo che è un progetto complesso, che ha una sua difficoltà ad essere realizzato, e questo ci propone anche un problema che io voglio rappresentare in maniera molto chiara. Il nostro Paese ha l'insana attitudine di cominciare a criticare le cose prima ancora che cominciamo a farle. Cominciamo già a giudicarle prima ancora di avere visto come vanno. Io ribadisco la mia esperienza contadina. Mio padre diceva: guarda che se tu semini il grano e lo semini a ottobre, lo sai che lo raccogli a giugno o a luglio. Se tutti i giorni vai a girare la zolla per vedere se è germogliata, otterrai un risultato che non germoglierà mai. Questo paese deve piantarla di girare la zolla tutte le mattine per vedere se è nata, perché se fai una cosa, la natura dice che ci vuole un certo tempo a ottenere il risultato. Vale per la politica, per le istituzioni, vale per l'economia e vale per i progetti. Questo è un progetto, vale per l'istruzione. Quindi abbiamo bisogno di lavorare tutti con la capacità di traguardare un traguardo che non è lì domani mattina, ma che arriverà se avremo tutti la forza, la capacità e la tenacia di continuare a lavorare su questo versante. Lo dico non per scusare in anticipo il fatto che avremo dei difetti, avremo dei limiti, delle cose non funzioneranno, ma per dire che il mondo è fatto così, la natura è fatta così, la vita degli uomini e i progetti sono fatti così. Distruggere le cose prima di avere visto che cosa possono dare fa danno a chi lo fa, e io vorrei non fare danno a questo Paese. Abbiamo in mano un grande progetto, lo chiedo a tutti, guardiamolo con la cura del caso. Non vuol dire non criticare se c'è un limite, vuol dire lavorare lealmente ad un obiettivo che è quello di far fare un grande passo al nostro Paese. Grazie. Noi abbiamo fatto un'altra cosa che però è parallela a quella che diceva il Ministro, banale, ma anch'essa mancava da sempre, il Registro Nazionale delle Imprese. Quindi c'è un elenco aperto, sono già 1000 le imprese iscritte, decine e decine si uniscono ogni giorno, e non sono solo Eni. Noi siamo molto felici, li abbiamo chiamati i campioni dell'alternanza, vi ricordate? Abbiamo fatto una bella presentazione a Roma delle grandi aziende che si sono impegnate e che fanno anche da modello, perché possono fare progetti di qualità, perché hanno strutture che sono in grado di affrontare questa rivoluzione organizzativa. Ma voglio dirvi che ci sono tante piccole e medie aziende che si stanno iscrivendo al registro, e quindi quella è una garanzia per le aziende ed è una garanzia per la scuola di qualità e di impegno a far sì che l'alternanza non sia come qualche ragazzo, a proposito di critiche legittime, qualche volta ci ha segnalato: faccio le fotocopie. Io ho detto: ma si fanno ancora le fotocopie? Quindi forse lì l'azienda ha qualche problema, non nell'alternanza, ma qualche problema nell'organizzazione generale. Quindi questo è il primo punto. Poi nella legge di stabilità, lo ricordo perché è un altro punto molto importante, c'è un incentivo, quindi un altro incoraggiamento per le aziende a farsi parte attiva di questo processo, come diceva Giuliano prima, che è un processo che richiede tempo per andare a regime, per essere veramente completato in tutte le sue caratteristiche, ma che sta già dando frutti importanti, non solo per quantità ma anche per qualità, ed è l'incentivo ad assumere quei ragazzi che hanno fatto un percorso d'alternanza o di apprendistato e che quindi sono già dentro questa esperienza. Quindi mi sembrano due piccole cose, ma che diventeranno grandi strumenti per far sì che il nostro processo in 3 anni vada a quel 1,5 milioni di studenti, e quindi una generazione di giovani italiani che ha cambiato la direzione. Grazie Ministro. Grazie. Sembra lei, Ministro Giannini. Si parla di politica dei crediti formativi. Cioè, cosa sarebbe? Ce lo può spiegare? Ma nel caso dell'alternanza, politica dei crediti formativi significa che è una parte della didattica, cioè è una parte di quello che voi imparate a scuola e di quello che vi viene insegnato, per cui le esperienze di alternanza saranno valutate all'interno del vostro percorso
in maniera assolutamente equiparata alle materie teoriche, se no non avrebbe senso tutto quello che abbiamo detto e, come dicevo prima, non sarebbe un modello italiano che va oltre anche il modello duale dei tedeschi, che è un modello da guardare con attenzione. Noi lo stiamo sperimentando anche in collegamento con l'esperienza dell'apprendistato, ma quello è più finalizzato a chi fa studi tecnici e professionali. Noi l'alternanza l'abbiamo concepita, lo sapete, come un'esperienza generale, culturale, che rinnova il rapporto tra scuola e lavoro a tutto campo, quindi riguarda i ragazzi che fanno il liceo, e non è che la lezione di greco e quella di latino conta di meno o deve contare di meno nel processo di valutazione rispetto a quello che fai magari in un museo, in un'istituzione culturale o, perché no, in un'azienda come Eni. Quindi il riconoscimento del credito significa ti valuto anche per quello che hai saputo dimostrare in quell'esperienza lì, e questo mi sembra il riconoscimento formale e sostanziale più importante che la scuola possa dare. Grazie. Grazie. Sempre per lei, Ministro Giannini, come viene valutata l'alternanza? Appunto, questo la risposta te l'ho già data. Viene valutata esattamente all'interno del percorso didattico, perché vedi, forse mi fai questa domanda perché c'è sempre il dubbio che sia qualcosa fuori. Ecco, questo bisogna veramente chiarirlo fino in fondo, no? Chiarirlo non solo a voi studenti, ma i professori lo sanno bene, gli insegnanti lo sanno bene, devono anche saperlo bene gli imprenditori. Cioè questo diventa una parte integrante del percorso educativo, non solo del percorso didattico, e quindi sarà valutata esattamente come si valutano le materie teoriche. Credo che sia una grande opportunità, però richiede un grande impegno sia degli studenti, sia dei tutor, sia degli insegnanti, sia degli imprenditori che vi accolgono in azienda e che quindi vi devono dare l'opportunità di esprimervi al meglio. Ok, grazie mille. Come sale sta cosa? E per i non siculi, chi ha competenze sa come andare avanti. Grazie. Prendiamo ad esempio Eni, che è l'azienda che ci ha permesso di fare un'esperienza lavorativa al suo interno e in questi giorni su questo palcoscenico. Ora vi raccontiamo un po' l'approccio di Eni su alternanza e apprendistato. Vediamo un'altra infografica. Giuseppe? Sì, arrivo. Alternanza scuola-lavoro e apprendistato. In Eni funziona così. Frequenti gli ultimi 3 anni di un istituto tecnico, professionale oppure di un liceo? Chi io? E allora hai tutto quel che serve per partecipare al progetto di alternanza scuola-lavoro con Eni. Per fare cosa? Corsi e-learning, video lezioni su tematiche diverse per insegnare ai ragazzi le dinamiche di una grande impresa come Eni e per aiutarli ad acquisire familiarità con temi legati all'energia. Visite agli impianti aziendali, lezioni tecniche e incontri tenuti da esperti, affiancamenti e corsi in azienda. E a che serve? A guardare al mondo del lavoro dall'interno del mondo del lavoro. Che cos'è l'apprendistato di primo livello in Eni? Significa trascorrere in azienda una giornata a settimana durante i mesi scolastici e... Un mese full time nel periodo estivo? A che serve? A capire che vuol dire lavorare. Dovrebbe essere in sala Luigi Ciarrocchi, Executive Vice President Upstream. Non lo so, adesso vediamo insieme. Che ha seguito molti progetti di alternanza e apprendistato a Gela. Dottor Ciarrocchi, c'è? Sale qui sul palco con noi? Un saluto a tutti, un saluto al Ministro dell'Istruzione e al Ministro del Lavoro. Ciao Andrea, ci conosciamo.
Io sono oggi particolarmente felice di essere qui con voi a portare la testimonianza di Eni in quest'ambito. Innanzitutto rispondo immediatamente alla domanda, l'esperienza è molto positiva, quello che stiamo portando avanti in Eni. È molto positiva e va al di là delle aspettative, delle più rose aspettative che avevamo inizialmente. Allora, innanzitutto Eni pone una grande attenzione alla formazione, un'attenzione che poi si concretizza in numerose iniziative. Uno degli obiettivi principali, che poi è il tema che stiamo affrontando oggi, è legato alla promozione dell'integrazione fra due mondi, realtà che in realtà sono vicini, sono naturalmente vicini, che sono quelli della scuola e quelli del lavoro. Oggi devo dire che abbiamo delle leve importanti, oggi abbiamo degli strumenti efficaci per raggiungere l'obiettivo, che sono, tra l'altro, che derivano dal Job Act piuttosto che dalla legge sulla buona scuola, sono l'alternanza e l'apprendistato. E adesso vi do alcuni numeri per testimoniare, diciamo, quello che facciamo in Eni insieme ai ragazzi, perché non dobbiamo dimenticare che i protagonisti siete voi. Siamo interessati, come dicevano i ministri, perché ovviamente cerchiamo di capire cosa abbiamo, quale materiale abbiamo di fronte a noi, e devo dire che le risposte sono molto positive. Alcuni numeri, partiamo dall'alternanza. Ricordo che in giugno abbiamo firmato con i ministri un protocollo d'intesa sui temi dell'alternanza e dell'apprendistato. Parlando dell'alternanza, erano previsti 1.500 ragazzi coinvolti in questa iniziativa, estesi a 2.300. Oggi, Andrea, tu forse lo sai, siamo arrivati a un numero che eccede, che è all'incirca 3.500 ragazzi. È un numero importantissimo, siamo partiti con 1.500, adesso siamo a 3.500. Oggi ne abbiamo consolidati 1.000, anche questo è un segno. I numeri si possono stravolgere, i fatti no. Questo overbooking, mi piace utilizzare questi termini perché magari è più vicino a voi, ci fa un grande piacere perché testimonia l'interesse, queste richieste ci vengono dal territorio, quindi è un'iniziativa che sta riscontrando un forte interesse sul territorio. Territorio, ecco, dove lo sviluppiamo questa esperienza? La sviluppiamo a Gela, la sviluppiamo a Viggiano, a Brindisi, a Roma e a Mantova, coinvolgendo 39 istituti. Quante ore? Allora, la previsione del triennio è di erogare 150.000, ripeto, 150.000 ore di formazione. Nel 2016 soltanto eccediamo le 50.000. Le modalità di erogazione le avete viste, e-learning, formazione in aula, visite agli impianti. Questo è un tema particolarmente apprezzato dai ragazzi, particolarmente interessati. Qui vorrei soffermarmi su due aspetti che considero importanti. Allora, il primo è, e riprendo quello che diceva il Ministro Giannini, non ci siamo limitati, ci siamo impegnati a non dare soltanto delle conoscenze specifiche. Abbiamo voluto dare anche delle competenze trasversali, andare oltre, dare una visione d'insieme più ampia della realtà del lavoro. Parlo di far capire perché è importante lavorare in gruppo e come si lavora in gruppo. Parlo di semplicemente come compilare un CV, non è una cosa banale, perché un'azienda dà molta importanza al curriculum vitae. Parlo di spiegare le dinamiche fra colleghi o le dinamiche fra un responsabile e i propri collaboratori. Sono tutti temi che poi alla fine sono stati molto apprezzati dai ragazzi. Come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo attraverso le nostre strutture e le nostre risorse. Voi dovete pensare che 100 nostri colleghi sono stati formati come tutor e come docenti, certificati nel ruolo della docenza, che svolgono anche per le persone Eni, svolgono anche per noi. Quindi è questa la testimonianza dell'impegno che ci stiamo mettendo. Per l'apprendistato numeri importanti, anche qui. Si parlava nel protocollo di 175 contratti di primo livello rivolti agli studenti degli ultimi 2 anni degli istituti superiori. Qui abbiamo già da giugno attivato 140 contratti e stiamo lavorando per raggiungere i 175 in breve termine. Anche qui vorrei dire, mi sono rimasto molto sorpreso dalla maturità dei ragazzi. Noi li abbiamo intervistati a ridosso del periodo estivo
maturi, con la voglia di capire, con la volontà di comprendere dove stavano andando, perché l'azienda era interessata a questi ragazzi. Noi abbiamo il dovere, noi come società, noi come Eni, ma con tutte le imprese, di dare attenzione a questi ragazzi, di prendere in considerazione la loro maturità e la loro volontà di essere dei soggetti attivi. Concludo, no? Spero di essere stato sintetico. Allora, i numeri che vi ho detto testimoniano la misura del successo dell'iniziativa. Vi invito, per chi ne avesse la possibilità, a guardare i contributi di questi ragazzi. Hanno fatto dei video bellissimi, emozionanti, non mi vergogno a dire che mi sono emozionato a guardare il video, perché quando guardi l'entusiasmo di questi ragazzi capisci che sei sulla strada giusta. Quindi alla fine ci crediamo tutti, ci crediamo noi, ci credono le istituzioni, ci credete soprattutto voi ragazzi. Noi ci mettiamo grande impegno, noi lavoriamo attivamente con convinzione su questo progetto, ci mettiamo passione e ci fa piacere che questa passione trovi riscontro nell'entusiasmo, nella maturità, nella curiosità, grande dote la curiosità da coltivare. Nella curiosità e nel desiderio ci stimolano, i ragazzi ci stimolano, il desiderio di fornire spunti, idee nuove, è un grande stimolo per noi, è un'opportunità per loro, è stato ricordato, ma è anche un'opportunità per noi, perché la freschezza di idee, la creatività, la dinamicità ogni giorno lavorando con loro ci stimola e queste sono leve di miglioramento anche per noi. Chiudo dicendo che Eni è una grande azienda italiana. Noi con queste iniziative vogliamo dare un apporto importante alla crescita del Paese. Fa parte della nostra responsabilità sociale promuovere e rafforzare la cultura, è stato detto, del sapere e del saper fare, e appartiene al nostro DNA. Ora, noi vogliamo contribuire in maniera importante a costruire un futuro migliore, investendo su di voi. Voi siete il futuro, noi vogliamo investire su di voi, sui giovani, perché il futuro è dei giovani, ma poi in realtà voi siete il futuro. Quindi noi questa partita la stiamo giocando e la vogliamo giocare. Grazie. Grazie. Grazie, dottor Ciarrocchi. Grazie, dottor Ciarrocchi. Chiaro e sintetico. Adesso però, per par condicio, vediamo anche cosa ne pensano i ragazzi di Gela. Vediamo un altro RMV. Sì, quello. Scusate. Ci ha preso. Indosso un casco. Abbiamo provato la maschera autorespiratoria. Questa è una lancia Sigma a media espansione. Poco fa abbiamo utilizzato la lancia idrica della riserva antincendio della raffineria. Allora ragazzi, io rifarei questa esperienza perché ci ha permesso di conoscere una realtà totalmente innovativa e differente. ci ha insegnato a lavorare come un team. Io e i miei compagni siamo diventati una cosa sola lavorando insieme e svolgendo però azioni differenti. Questo è un impianto di pannelli solari. Questo alle mie spalle è un cavalletto di pompamento e serve per estrarre il petrolio dagli giacimenti. Qui alle mie spalle abbiamo il separatore, dove avviene la separazione dalla fase gassosa alla fase liquida. I ragazzi hanno prodotto 5 tesine distribuite in gruppi.
è stata una bella esperienza. Oltre ad ore di studio, comunque di applicazione, anche momenti di gioia e di divertimento. I ragazzi, gli alunni hanno potuto fare un'esperienza di lavoro completa. Partendo dal colloquio di lavoro fino all'esperienza pratica. Interessante, formativa e coinvolgente. Che bel video! Sembra proprio che vi siate divertiti. Anch'io da piccola volevo spegnere gli incendi, ma vabbè. Ma chi c'è qui in sala con noi? Vedo Lorenzo Savioli, il tutore aziendale Eni di Gela. Benvenuto. Ci puoi raggiungere sul palco? Buongiorno a tutti, buongiorno ministri. Io sono Lorenzo e sono stato il tutore che ha accompagnato questi ragazzi nell'impianto. Come avete visto nelle foto c'era il cavalletto e l'impianto. Ingegnere Savioli, la domanda che vogliamo farle è: anche un tutor può imparare qualcosa? Beh, e poi sembra che ci stupiamo quando un ragazzo giovane legge un libro o ha un'opinione su un qualunque fatto politico. Lei è stato a contatto per un bel po' con questa Meglio Gioventù. Le chiedo, al di là dell'esperienza pratica, quali sono i valori che hanno dimostrato di avere i ragazzi? La risposta è sì, e questi ragazzi ci hanno trasmesso molti valori. Parlo a nome anche del team di tutti i tutor, che siano stati più di una trentina di tutor che si sono impegnati nel fare le lezioni in aula, hanno accompagnato i ragazzi in impianto, chi facendo vedere gli impianti, chi spiegando i vari processi. È stata un'esperienza davvero fantastica, così come prima è stato detto dalla preside che voi ragazzi siete cambiati, posso dire che anche noi siamo cambiati. Quali sono i valori che ci hanno trasmesso questi ragazzi? Il lavoro di squadra, ne abbiamo parlato prima, ci siamo resi conto che effettivamente il lavoro di squadra è una cosa grandiosa e mi ricordo l'esempio dell'istituto tecnico che ha preso diverse sezioni, quindi periti chimici, elettrici, li hanno messi insieme nel fare la tesina. E credetemi, quando l'abbiamo vista siamo rimasti allibiti. L'hanno portata sul palco, perché giustamente anche l'effetto scenico, coperta, tutti si chiedevano cosa fosse, hanno come il mago scoperto e hanno riprodotto un modellino dell'impianto che avete visto. Quando l'abbiamo visto siamo stati proprio letteralmente a bocca aperta e la cosa ancora più grandiosa è che era un modellino funzionante. Hanno utilizzato la Coca-Cola come fluido per simulare l'olio, perché sapete è un colore scuro con del gas e quindi rappresentava il meglio. Hanno simulato i vari serbatoi, il sistema antincendio, è stato un qualcosa di veramente grandioso che ci ha proprio lasciato stupefatti. Mi ricordo c'era l'amministratore che voleva a tutti i costi avere il modellino per metterlo in ufficio. Come è stato possibile questo? Perché questi ragazzi ci hanno messo passione, ci siamo resi conto che hanno messo veramente il cuore in quello che fanno. Mi ricordo quando presentavano le tesine, a volte capitava che, sapete, si va lunghi nei tempi, allora c'è sempre qualcuno che ti dice taglia, taglia. Effettivamente loro andavano da protestare dal professore, dicevano no, non è giusto, ci siamo impegnati, vogliamo raccontarlo. E questa è stata una cosa che ha fatto a noi tutor molta tenerezza e che ci ha insegnato anche che effettivamente quando uno sa di aver fatto un buon lavoro è corretto che lo racconti ai suoi compagni, c'erano le presidi, le autorità, il sindaco, le istituzioni. E qui mi ricollego a un altro valore grandioso che ci hanno ricordato, che è il sapere e il saper fare. Sono ragazzi che a volte non conoscevano la realtà, sono venuti dentro con una curiosità proattiva, volevano capire il perché delle cose, perché funziona così, hanno preso degli argomenti per alcuni totalmente nuovi, immaginate è venuto un liceo classico, parlare di geofisica, struttura dei giacimenti, non è diciamo la cosa che è il loro pane, e li hanno riadattati, quindi sapere e saper fare, facendo dei video, contenuti multimediali, chi delle foto. Hanno fatto un video sulla sicurezza facendo vedere l'importanza dell'utilizzare i dispositivi di protezione nella vita di tutti i giorni. È stato un qualcosa di grandioso. E infine il coraggio di cambiare. Hanno fatto, ad esempio, vedete il logo dell'Eni, l'hanno riproposta e quella fiamma rossa l'hanno colorata di verde, a simbolo di quella che è l'evoluzione che stiamo vivendo in questo contesto verso fonti energetiche green e rinnovabili. È stato un qualcosa di veramente stupefacente, come può andare da Steve Jobs dopo 8 giorni e dirgli guarda, ti abbiamo cambiato il logo della Apple.
Per fare questo ci vuole tanto coraggio, nessuno di noi si sarebbe mai azzardato di fare una cosa di questo genere. Quindi che dire, questi ragazzi sono stati un esempio vivente di questi valori, è stato un piacere lavorare con loro e ci hanno trasmesso tanto, per cui non possiamo altro che augurarvi a nome mio e di tutto il team dei tutor un in bocca al lupo per la vostra carriera scolastica e studiate e lavorate perché state creando il vostro valore del futuro. Grazie Saviore. Grazie Finch, ora dobbiamo salutare il Ministro Giannini. Sì, mi scuso ma c'è un treno che devo prendere. Posso solo dire una cosa perché mi ha molto colpito questo video, io se mi date il copyright alcuni di questi cartelli li prendo e me li porto con me perché sono il modo più bello, più semplice, più immediato per raccontare cos'è l'alternanza. Parlavate di conoscenza, di passione, di lavoro insieme, di curiosità, di energia, non solo l'energia di Eni, ma l'energia della vita, quella che mettete nelle cose che fate e che diceva anche prima l'amministratore delegato, ha colto nell'esperienza. E vorrei che facessimo insieme, lo dico al mio capo dipartimento, ai miei dirigenti scolastici, al mondo della scuola anche un po' una confessione. A volte la scuola comprime o rischia di comprimere queste qualità, no? Che sono le qualità più importanti sempre nella vita, ma comunque e soprattutto da giovani. Allora io credo che più la scuola si apre, più si contamina soprattutto con questo tipo di mondo, che è il mondo del lavoro. Le due grandi cose che nella vita danno dignità sono la conoscenza e poi il trasferimento della conoscenza in una posizione nella società che è il lavoro. E allora più si riesce a fare questo e più avremo svolto al meglio la nostra missione. Quindi viva l'alternanza, viva l'esperienza Eni, complimenti per questo nuovo logo che trovo straordinario. Io vi prendo i cartelli e li porto con me e appuntamento, lo possiamo dire, a 2017. Io se continuate così lo chiamerei Pop Orienta però, Verona, perché mi sembra che oggi avete fatto veramente un gran numero. Grazie a tutti. Vi lascio il Ministro Poletti che a proposito di pop se ne intende molto, come ha dimostrato. Grazie Ministro Giannini. Progetti del genere, per funzionare, hanno bisogno di un forte collegamento con il territorio. E se uno abita in un posto che non ha vocazione industriale? Ma l'economia non è solo industria, anche se io continuo a pensare che la scelta della manifattura è una scelta essenziale per il nostro Paese. Noi abbiamo preso un chiodo fuori di misura perché un po' di decine d'anni fa abbiamo cominciato a dire che il futuro dell'Italia sarebbe stato il terziario avanzato. Io non ho niente contro il terziario avanzato, ma penso che un paese che ha una grande agricoltura, che ha un grande turismo, che ha una grande cultura, che ha una grande manifattura, se comincia a pensare che il suo futuro è fuori da quei contesti ed è da un'altra parte, beh, sbaglia strada. Io penso che il futuro di questo paese ha un pilastro essenziale che è la manifattura. Poi dentro la manifattura, intorno alla manifattura e intorno al territorio ci sono tante altre diverse opportunità. Quindi si lavora nel turismo, si lavora nei servizi, si lavora in tanti contesti diversi, ma l'alternanza non si fa solo nelle fabbriche o negli stabilimenti industriali, si fa nei laboratori, si fa nei musei, si fa insieme ai professionisti. Io penso che questo ci aiuta anche a capire che attraverso questo meccanismo uno impara a capire anche che può intraprendere. Guardate che è un altro pezzo del problema. Noi continuiamo a pensare che io vado a scuola, imparo e poi vado a lavorare da qualcun altro. No, guardate che c'è una grande possibilità di farselo il lavoro, di inventarselo, di produrselo. Quindi se vai dentro uno studio di un avvocato, di un notaio, di un commercialista, di un ingegnere, di un architetto, impari le stesse robe, cioè non è che se non vai sotto una ciminiera non va bene, le ciminiere vanno benissimo, sono un bellissimo modo di rappresentare la capacità dell'uomo di fare le cose, ma noi stiamo in un mondo che ha tutta questa complessità e noi dobbiamo pensare soprattutto a quello che abbiamo provato di identificare dentro un progetto che si chiama Industria 4.0, ma industria perché vuol dire la capacità di costruire
una organizzazione complessa, ma dentro questo ci stanno tutte le altre variabili e quindi il grande sforzo italiano dell'alternanza scuola-lavoro in Italia è quella di stare in relazione con tutte queste opportunità e di metterci dentro un grande contenuto che è quello del intraprendere, prendersi la responsabilità di fare delle cose. Io credo che si impari anche ad intraprendere. Grazie Ministro Poletti. Grazie di tutto e grazie per aver parlato un linguaggio per noi comprensibile. Io quello difficile non lo so, quindi è proprio un problema tecnico. No, vi regalo l'ultimo aneddoto, perché prima c'è stato qualcuno che diceva ma forse qui ci doveva essere un presentatore vero. A me è venuto in mente che forse qui ci doveva essere un ministro vero, ma io, siccome vengo da quella storia là, di quella famiglia contadina, quando ero bambino mi chiedevano cosa vuoi fare da grande? E siccome non c'era la corrente elettrica a casa mia, non c'avevo la televisione, e quindi io il mondo che conoscevo era quello del cortile di casa, la mia famiglia e il lavoro che facevamo. E a me la cosa che piaceva di più di tutto nella mia famiglia era mio zio che guidava il trattore. E quindi quando uno mi chiedeva cosa vuoi fare da grande, la mia risposta era voglio guidare il trattore. E poi un giorno mi sono trovato a guidare un ministero e mi sono fatto una domanda: chi è che ha sbagliato? Questo paese che ha scelto uno che voleva guidare il trattore a guidare un ministero, o quello lì che quando voleva guidare un trattore non aveva una grande autoconsiderazione, non sapeva quello che la vita gli avrebbe raccontato? Quindi prendete uno spunto da questa cosa. C'è uno che voleva guidare un trattore e l'hanno mandato a guidare un ministero. Se non si sono sbagliati vuol dire che può succedere un sacco di cose a tutti voi. Grazie. Posso andare? Pensavo che fosse finita, però ci sono i ragazzi del Fringe Mi hanno Corner. fregato, mi hanno detto così Sì. che pareva che fosse finita, invece devo stare qui. Esatto, tutta un'illusione perché ci sono i ragazzi del Fringe Corner che alzano la mano e vogliono farle un'altra domanda. Prego. Sì, grazie Elisa. Nei giorni di preparazione per questo incontro io ho fatto la mia vita di sempre, sono andato a scuola, ho fatto sport, sono uscito con gli amici, ma la paura per quello che sarebbe successo qui a Verona ha fatto sì che la mia mente, la mia testa fosse sempre concentrata su due temi: l'alternanza scuola-azienda e l'apprendistato. Beh, esatto. E poi più ti dicono di distrarti e peggio è, perché non siamo comunque abituati a una realtà del genere. È un po' quando ti dicono che non devi pensare all'elefante rosa, no? Però questa fissazione, questa paura ci ha aiutato anche a discuterne con i nostri amici, le nostre amiche. Fratelli, sorelle. Mamma mia, questo. Perciò abbiamo raccolto comunque delle curiosità e delle domande che vogliamo porle se per lei va bene. E queste sono le più interessanti. Come si dice dalle mie parti, tutte la sente di consiglia, ma non te la scordare mai. Ovvero, ascolta tutti i consigli ma non scordarti mai del tuo. Diciamo, se mi permette, una domanda interessante è questa: che cosa fare per aiutare i ragazzi del sud a non emigrare? Bella domanda. Bisogna lavorare tanto, nel senso che io credo che questo problema è un problema atavico del nostro paese. Noi abbiamo un'area del nostro paese che ha dei potenziali meravigliosi. Io quando scendo in tanti territori del nostro paese vedo cose meravigliose, e qui c'è una prima questione che dobbiamo sapere. Noi pensiamo che ci sia una sorta di divisione secca e quando giudichiamo un'area, come quando giudichiamo le persone, abbiamo un giudizio secco. Non è così. Io vi faccio un esempio: sono stato recentemente a Caivano, Terra dei Fuochi. Se uno pensa alla Terra dei Fuochi pensa all'inquinamento, pensa ai problemi di quell'area. Poi vai lì e ci trovi delle imprese meravigliose. Io sono entrato dentro un'impresa, quando sono arrivato dentro sinceramente avrei potuto stare esattamente, tra virgolette, a New York, a Tokyo, a Bologna o a Caivano, perché c'era un'impresa bellissima. Il prato verde, le fontane coi LED, un impianto industriale che così bello non avevo visto nessuno, l'academy per formare i propri ragazzi. E quando stai lì dentro, il problema non è se sei al sud, al nord, in alto o in basso. Lì è una realtà meravigliosa, ma quelle realtà lì cosa ti dicono? Che le cose si possono fare. Perché se l'hanno fatto a Caivano e l'ha fatta quell'azienda lì, la possono fare anche degli altri. Quindi il sud ha dei potenziali eccezionali.
bisogna che tutti insieme facciamo uno sforzo per far crescere l'apparato produttivo, la capacità di organizzare delle imprese, la capacità di trasformare in imprese e lavoro i potenziali di quel territorio. Io sono andato recentemente a vedere un bellissimo oleificio che è uno dei migliori produttori del nostro paese, ma che deve fare a botte con le imitazioni, con la concorrenza sleale, con produzioni non. Quindi noi dobbiamo fare tutte le cose che possiamo per fare in modo che quel territorio abbia uno sviluppo della sua dimensione economica, perché i posti di lavoro non li fa né il decreto di Poletti né nessun'altra legge, i posti di lavoro ce li danno le imprese che nascono, che crescono, che si sviluppano. Quindi se vogliamo posti di lavoro dobbiamo fare in modo che quel contesto abbia dei grandi potenziali di crescita. Poi permettetemi una battuta finale, perché c'è una cosa sullo stomaco e se volete che non mi venga l'ulcera mi tocca dirvela. C'è una teoria che io non condivido e voglio dirla. Partono in 100.000 italiani, se ne vanno, sono i migliori. Io conosco della gente che se n'è andata, se devo dire in tutta onestà, se stanno dove sono andati per me va bene. Quindi questa teoria, secondo cui in Italia ci sono 60 milioni di pistola che stanno qui e sono incapaci e gli unici 100.000 che capiscono vanno in giro per il mondo, è una cretinata, è la capacità che gli italiani hanno di farsi male da soli, perché noi qui abbiamo della gente che ha le ruote, va molto più veloce di molti altri, quindi calma e gesso. C'è della gente che va in giro, ma ce n'è tanta di più che sta qui. C'è tanta gente intelligente e brava qui e che gli va riconosciuto. E non sono degli eroi, sono dei cittadini italiani che stanno in un posto bello, dove si sta bene, e se uno fa la classifica mondiale, visto che le classifiche mondiali se ne fanno tante a quantità industriale e sarei curioso di sapere con quale logica, se uno fa la classifica mondiale dei posti dove uno vorrebbe vivere, l'Italia non arriva dopo il terzo posto. Perché se tu vai in giro uno e dice dov'è che vorresti stare, 2 su 3 ti dicono in Italia, dice perché si mangia bene, si beve bene, c'è un bel mare, c'è una bella montagna, vi divertite. Abbiamo un sacco di problemi, però noi riusciamo a capire qual è l'equilibrio tra i grandi problemi che abbiamo e le grandi potenzialità che abbiamo. Bene, allora il tema è questo. I giovani fanno bene andare in giro per il mondo a fare esperienza, è un valore in più. Noi dobbiamo produrre le condizioni perché questo sia un atto di libertà, una scelta. Vanno in giro, fanno esperienze e poi decidono liberamente dove stare, cosa fare, come farlo. Questo io credo che sia quello che dobbiamo fare. Quindi se succede che uno va in giro, va benissimo, ma deve essere libero e avere l'opportunità e le condizioni per tornare a casa sua o nel suo paese, perché anche lì trova le occasioni per avere una buona vita. Se facciamo questo io credo che abbiamo dato una risposta anche ai ragazzi che vogliono non andarsene, che vogliono stare lì e avere un'opportunità. Bene, grazie. Grazie Ministro Poletti. Siete soddisfatti ragazzi? Io penso che abbiamo sciolto ogni nostro dubbio. Allora, speriamo davvero che questo incontro vi sia servito. E noi al netto del terrore iniziale devo dire che siamo stati davvero bene. Ora vi facciamo ascoltare un dialogo tra passato e futuro. Facciamo arrivare qui Roberta e Flavio. Io credo nel futuro. Il futuro è nelle mie mani. Il mio futuro è solo il presente. Io credo nel futuro. Ma allora perché mio padre, quando gli chiedo un consiglio su che lavoro fare, mi dice non ti invidio proprio? Mi viene il dubbio che il futuro sia una fregatura. Io ogni mattina mi alzo e già so cosa devo fare. Di più. So che il meglio che posso fare è fare al meglio quello che sto facendo. Io ogni mattina mi alzo e non so cosa fare. Disegno puntini sulla grande mappa del futuro. Un giorno li unirò e vedrò cosa viene fuori. Vorrei scegliere, ma non so se posso scegliere. E non so scegliere. Opinioni, sondaggi, statistiche, dati, riferimenti, cosa è giusto, cosa è meglio. Di chi mi posso fidare? Che ne so io di come funziona il mondo del lavoro, di quali saranno i lavori del futuro, se ci saranno lavori nel futuro. La realtà è una cosa troppo faticosa. Conoscere il passato serve a capire il presente e a costruire il futuro, come si dice. Io posso insegnarti quello che so. I miei errori sono al tuo servizio. Ieri sono andata da un mago, mi ha letto la mano e mi ha detto che lavoro fare. Non mi ha chiesto di capire, mi ha detto cosa fare e basta.
Io mi fido di lui. Finalmente una risposta chiara e semplice. Pensi di potermi dire qualcosa di meglio tu? Io sono cresciuto in campagna. C'era un tempo per seminare ed era un po' come il tuo tempo di oggi. Sapere come seminavo io può aiutare te a capire, provare, sbagliare. Ho faticato il terreno, raccolto erbaccia, perso le mele. Io posso darti la mia esperienza, ma sarei tu a fare le tue scelte. Rischio, fatica, responsabilità, ma anche curiosità, riconoscimenti. Facciamo un gioco. Ti va di giocare? Giocare a che cosa? A dire quello che ci va, senza freni. Il tema è il tuo disegno a puntini del futuro. Ok, ci sto. Cominciamo. Io penso che la passione sia una fregatura. Se segui la tua passione rischi di infilarti in un pasticcio di sogni senza speranze. Io ero pazzo per il tennis, ma non vincevo una partita nemmeno pagandola. Meno male che non ho seguito la mia passione. Mettiti alla prova e fallisci. E poi di nuovo, mettiti alla prova in un'altra cosa e fallisci. Tutti sanno fare qualcosa, nessuno sa fare tutto. L'importante è capire cosa potremmo fare meglio. E quando non sbagli quasi mai è perché hai talento. Quello che conta non è la passione, ma il talento. Senza passione non si può fare nulla. Se faccio qualcosa che mi riesce bene non posso non appassionarmene. La passione sta anche nella soddisfazione di fare le cose bene. La ricerca è questa, quindi. Io penso che si debba imparare a fare dei sani compromessi. Il compromesso è l'unica valida alternativa al conflitto. Potresti pensare che significhi svendersi o essere opportunisti. Invece è semplicemente capire che le tue esigenze possono essere messe insieme a quelle degli altri. Compromesso è una parola orribile, non mi piace, non la sopporto. Non riesco a pensare alla parola compromesso. Mi piace di più la parola accettazione. Accettazione. Le vocali sono aperte, è un abbraccio, un'accoglienza. Posso accettare ed essere accettata. Fino a che punto? Fino a quando ne potrò parlare con i miei genitori. Se ne può parlare pubblicamente anche sui social network. Senza vergogna, anzi, con fierezza. Io penso che ci sia sempre una buona ragione per essere tolleranti. Essere troppo tolleranti è come bere troppo vino, fa male. Beviamo perché non sappiamo dire la nostra. Beviamo e stiamo zitti. E invece noi possiamo dire la nostra. La nostra vuole spazio, vuole tempo, il nostro tempo. Io penso che si debba sapere aspettare. Io penso che si debba spingere sull'acceleratore della vita. Assumersi responsabilità. Essere imperfetti ed entusiasti. Imparare la fatica e il sacrificio. Se io fatico, se quando non guadagno, non sto spendendo, non so cosa fare della mia vita, se non ho il tempo per leggere un libro, per stare con i miei amici, per andare a un compleanno, c'è qualcosa che non va. Non è la fatica la cosa importante, bisogna dare soddisfazione. Non so. Potresti pensare che la cosa importante sia la libertà, ma la libertà è una parola grossa, va riempita di cose piccole. Il lavoro è una di queste ed è molto importante. Non è solo guadagnare, è stimolo, dignità, relazioni. Il lavoro insegna tante cose. È il punto di equilibrio tra diritti e doveri. Tu hai una ricetta per tutto, ma non può essere tutti uguali. Noi non siamo tutti uguali. C'è qualcuno che ascolta? Non bisogna insegnare la passione anziché il dovere. C'è una sola cosa da insegnare, lo spirito critico. Lo spirito critico è lo strumento per decidere il tuo futuro, ritrovare i tuoi riferimenti, capire cosa è meglio. Con lo spirito critico saprai essere leale, fisserai le tue regole. Con spirito critico non ti accontenterai della sentenza del mago, ma saprai contentarti della tua libera e autentica risposta. Io non ho una risposta. Nemmeno io ho la tua risposta, ma conosco le domande. Cosa vuoi fare? Cosa sai fare? Cosa puoi realisticamente fare? So disegnare puntini a caso. Il caso non conta, non è un caso. È un'occasione, un profumo, un istinto, una potenza. È una sfortuna, una difficoltà da accettare o da affrontare. Puoi solo aprire i sensi e riconoscerlo, stare sul trampolino, sentire l'aria e il vuoto, il sole e il mare. Shakespeare diceva che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Cosa sogni di essere tu? Cosa vuoi diventare? Anche questo conta, come il caso. Sogno, e se poi non posso, se poi non c'è il lavoro, se non riesco, se devo subire, vivere nell'ingiustizia, non voglio accontentarmi. Accontentarsi è la stessa radice di contentezza. È meglio della felicità. La contentezza si spalma nelle giornate. La felicità è una scossa, è un attimo. Non è un periodo semplice il tuo. Potresti fare 1000 cose senza per questo ottenere ciò che vuoi. Vivere oggi, godere del qui e ora, mica ti leva l'orizzonte, è là davanti. I puntini del disegno si perdono appena do per scontato che ci siano.
Certe volte mi sembra che tu non distingua i miei dai tuoi, che ti confonda. Resto perplessa, non so valutare, sono preoccupata, alcune volte ho anche paura. Io sono il passato, condivido con te la mia esperienza, ti do quello che so. Ti apro le porte del mio mondo per consentirti di salire sulle mie spalle e guardare tutto da un po' più in alto. Il resto è compito tuo. Segna i puntini, uniscili ai miei, guardali e decidi se spostarli. Io mi fiderò della tua scelta. Uccidimi per gli errori che ho fatto, ma non usarmi mai come alibi. Il futuro è tuo, usalo bene, perché siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Grazie Ministro Poletti. Arrivederci. E ora, titoli di coda. Ringraziamo tantissimo tutti. I ragazzi dei corner, i dirigenti scolastici, Luigi Ciarrocchi, Lorenzo Savioli, Tutti coloro che sono intervenuti e gli istituti scolastici che hanno partecipato a questa iniziativa, tra cui l'Istituto Vincenzo Aranzo Ruiz di Roma, il Liceo Scientifico Pasteur di Roma, l'Istituto Ferdinando Petruccelli della Gattina di Moliterno in provincia di Potenza, l'Istituto San Marco di Mestre, l'Istituto Morsetti di Gela, l'Istituto Majorana di Gela e infine il Liceo Classico Eschilo di Gela. E ultima ma non ultima, Eni, che ha permesso a noi di passare insieme questo buon tempo. E grazie ovviamente a tutti voi che ci avete ascoltati e sostenuti. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.